Buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo con l'emergenza coronavirus in Veneto. Ma oggi c'è un'altra notizia di cronaca che arriva in questo momento, proprio in queste ore, da Marghera. Siamo a Porto Marghera, c'è un incendio in corso in una ditta di prodotti chimici a Porto Marghera. La colonna di fumo è altissima e le fiamme si vedono da molto lontano. La situazione in questo momento non si conosce ancora. Sappiamo solo che l'amministrazione comunale ha raccomandato ai cittadini di chiudersi in casa, di chiudere le finestre, perché potrebbe esserci il rischio, a questo punto, visto il tipo di materie trattate dall'azienda, di problemi dal punto di vista chimico. Quindi noi cominciamo subito a informarvi su quello che sta succedendo, perché ci sono arrivate moltissime immagini, moltissimi video. Adesso noi ve li facciamo vedere. Qui chiedo alla regia di mandare in onda. Questo è solo il primo delle molte immagini. Ora vi faremo vedere anche di video. Vedete una colonna di fumo altissima e un'esplosione con le fiamme che tuttora stanno divampando in questa azienda. Siamo a Marghera, fra poco saremo più sicuri. Pare che sia una ditta che si occupa di gas, quindi fra poco potremo essere più sicuri. Quello che è certo al momento è che l'amministrazione comunale ha raccomandato, e noi giriamo questa raccomandazione ai nostri moltissimi telespettatori che vivono in zona, di chiudersi in casa e chiudere le finestre fino a quando non ci saranno notizie più sicure. Rimaniamo sempre su questo tema e andiamo a vedere uno dei video che ci sono arrivati. Chiedo sempre alla regia di farvelo vedere. Questi sono i vigili del fuoco. Vedete, una situazione davvero drammatica. Man mano ve li faremo vedere, man mano che ci arrivano, poi saremo anche collegati sul posto con i nostri giornalisti. Quindi una notizia di cronaca molto grave, molto importante, che va ad aggiungersi a una situazione già drammatica per quanto riguarda il Veneto. Saremo più chiari, poi adesso sicuramente ci saranno tutti gli interventi dell'ARPAV, delle autorità. Non dovrebbero esserci ripercussioni per quanto riguarda la conferenza stampa di Luca Zaia, che sappiamo si svolge dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Ci faranno sapere a breve se ci saranno variazioni anche su questo argomento. Vi facciamo vedere un altro video che mostra l'elicottero. Questo è l'elicottero, dovrebbe essere del SUEM, che atterra nei pressi dell'incendio. Vedete la colonna di fumo, le dimensioni di questo incendio sono veramente vaste. Saremo più chiari nel corso di questa diretta in edizione straordinaria. Poi abbiamo già dato comunicazione di quello che sta succedendo a Porto Marghera anche tramite i social, perché vogliamo rilanciare ancora una volta l'avvertimento del comune di chiudersi in casa per chi abita in quell'area, di chiudere le finestre, perché il rischio è molto molto alto in questo momento. Naturalmente è successo tutto da molto poco, quindi saremo più chiari appena potremo. Diamo un occhio se nell'ANSA non c'è ancora niente su eventuali novità su questa situazione. Allora, torniamo alla nostra diretta, torniamo a parlare per il momento di coronavirus. Prima di riparlare dell'incendio, appena arriveranno novità ve le daremo qui nella nostra diretta, fino a dopo la conferenza stampa di Luca Zaia. Parliamo però di coronavirus e andiamo a rivedere gli ultimi dati. Chiedo a Alessandro Costacurta in regia di farveli vedere. Sono gli ultimi dati che riguardano la diffusione dell'epidemia in questo momento in Veneto. Vi ricordo, sono i dati relativi a ieri sera, perché oggi arriveranno quelli nuovi, saranno importantissimi per vedere l'evoluzione di questa situazione. A ieri, dall'inizio dell'emergenza, ci sono stati 18.858 casi positivi in Veneto. Sono 13 in più
rispetto alla precedente rilevazione. I casi attualmente positivi in realtà sono 4.609, ci piacerebbe dire sono solo 4.609, il dato è molto basso rispetto a qualche giorno fa, qualche settimana fa, ma potremmo dire solo quando arriveremo vicini allo zero. I morti sono arrivati a quota 1.757 sia negli ospedali che nelle strutture non ospedaliere del Veneto. È un dato molto grave a cui bisogna avvicinarsi con la massima sensibilità, perché dietro ognuno di questi numeri c'è una famiglia, c'è qualcuno che ha perso un parente, un caro, un amico, quindi sono dati con cui dovremo fare i conti per molto tempo. I negativizzati virologici, il dato cumulativo dice che ci sono 12.492 persone che sono negativizzate e i soggetti in isolamento domiciliare, anche questi, calano vistosamente, sono 4.436. Scendiamo nella seconda parte della tabella che ci spiega la situazione negli ospedali della nostra regione. Vedete, sono tutti divisi per zona, per azienda sanitaria e vediamo che in totale i ricoverati sono 597, anche questo è un numero che scende, sono 13 in meno rispetto alla precedente rilevazione. In realtà i ricoverati positivi, quindi attualmente positivi al coronavirus, sono 329. I ricoverati negativizzati, ovvero le persone che sono in ospedale, non in area critica e che sono già risultate negative al tampone, sono ben 268. Sono 27 le terapie intensive impegnate da persone positive al coronavirus, sono 32 le terapie intensive di persone negativizzate, sono 59 in totale le terapie intensive e anche questo comunque è un dato che sta scendendo magari lentamente, più lentamente rispetto a quello dei ricoveri ospedalieri, ma sta scendendo. Sono 1.298 invece le persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto. L'ultima parte della tabella, poi ve le carichiamo tutte sui social in modo che possiate vederle, ci dice la situazione nelle strutture territoriali, quindi gli ospedali di comunità di tutto il Veneto, vedete dal Bellunese a Marostica, Montagnana nel Padovano, sono 118 i ricoverati sia positivi che negativizzati e nelle strutture di comunità si sono verificati dall'inizio dell'emergenza 35 decessi. Torniamo in studio perché vogliamo sempre monitorare quel che succede a Marghera. Ci dicono i nostri giornalisti sul posto che però sono tutti dati ancora in via di definizione, che dovrebbe esserci un ferito, quindi un solo ferito, e che non dovrebbero esserci vittime, quindi sono notizie comunque frammentarie, comunque non ufficiali, che arrivano da chi è sul posto e sta seguendo da vicino, non troppo vicino perché naturalmente i rischi sono altissimi. Questa vicenda, questo incendio, vi ricordiamo, in corso nella zona di Porto Marghera, un'azienda che si occupa del gas. Vediamo poi cosa succederà più tardi, saremo più chiari nel corso della nostra diretta. Noi torniamo a parlare del coronavirus, ma più che del coronavirus in sé, che ormai abbiamo visto la situazione sanitaria, torniamo a parlare delle riaperture, delle attesissime riaperture, vorremmo dire, perché il Veneto ormai vuole ripartire, vuole riaprire negozi, bar, ristoranti, attività economiche di qualsiasi genere vogliono riaprire i battenti. C'è chi ha deciso di non riaprire a causa delle restrizioni, possiamo dire, delle regole imposte dall'INAIL per la sicurezza, e su questo sentiamo le ultime parole del presidente Luca Zaia su questo argomento molto importante, perché poi sentiremo fra mezz'ora circa cosa ci dirà su queste aperture, sulle restrizioni dell'INAIL. Sono passati 10 giorni e per cui volevo sottolineare questo aspetto, nel senso che se la preoccupazione era quella della reinfezione con l'apertura e quindi con la liberazione, fra virgolette, del 1.200.000 venti di lunedì 4 maggio, ad oggi non abbiamo contezza e non abbiamo assolutamente
nessun segnale di casi di piccoli focolai, microfocolai o quant'altro. La prova di 10 giorni sembra essere stata superata, un particolare non da poco, visto che il tema di queste ore è la riapertura dei negozi in sicurezza a partire da lunedì 18. Il punto è che si conosce il quando, ma non ancora il come. Tavoli tecnici si stanno susseguendo a tutti i livelli, da Roma a Venezia. Dal punto di vista operativo si aspetta un nuovo decreto del governo di tipo generale cui agganciare i provvedimenti regionali. La Regione in teoria, secondo quanto abbiamo parlato, dovrebbe poter presentare un'ordinanza dopo l'emissione del DPCM e più estensiva rispetto al DPCM, qualora lo creda e voglia farlo la Regione. Insomma, la stessa Regione è in attesa di capire le nuove mosse di Roma. Finora ci sono stati solo impegni. Zaia intanto ribadisce la via veneta. Noi siamo nelle condizioni di anticipare già che noi chiediamo l'apertura di molte attività, tra le quali, vabbè, è inutile che stia qui a ricordarvelo ancora, tutte le attività commerciali, ma immagino, spero che il DPCM già lo preveda. Tutto il tema dei bar e ristoranti, delle parrucchiere, quindi servizi alla persona, però noi chiediamo anche che sì, come Veneto chiederemo, e quindi sto parlando del futuro, chiederemo l'apertura dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine. In mezzo c'è l'INAIL con i suoi protocolli di sicurezza. Anche qui bisognerà capire quali saranno i margini in capo alla Regione per superare possibili vincoli generali. Quelli che ci sono, ribadisce Zaia, sono impraticabili. Le linee guida dell'INAIL in alcuni contesti, in certi comparti, sono inapplicabili, o meglio, si applicano ma non si apre. Il tema della spiaggia è uno di questi, il tema dei ristoranti è un altro tema. Insomma, capite che sono linee guida molto prudenziali, probabilmente corrette per alcuni contesti nei quali non c'è il controllo, diciamo, di quello che sta accadendo, ma non per noi. E nella via veneta alla riapertura ci sono anche le strutture per l'infanzia, i GREST, i centri estivi dagli 0 ai 14 anni. La conferma è arrivata dallo stesso governatore che sul punto si sta confrontando sempre con il governo. Siccome noi abbiamo già fatto le linee guida, infiliamo tutto nell'ordinanza e vedremo cosa il governo ci risponde. Quindi se passa, noi possiamo dire che la prossima settimana apriamo anche tutti i centri estivi, o meglio diamo la stura per partire con tutte queste iniziative, centri estivi, GREST, scuole paritarie o quello che è. Questa è la nostra operazione, questa ve la posso anticipare. E dal 18 maggio si va verso la riapertura dei confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di fare visita ai congiunti per i residenti delle aree di confine. Questa è l'intenzione che Zaia con il collega Fedriga ha comunicato con una nota ai prefetti, e questo sulla base della curva epidemiologica in diminuzione in entrambe le regioni. Allora, torniamo alla nostra notizia di cronaca di apertura. Vi facciamo vedere un altro dei video che ci arrivano dalla zona di Marghera, in cui c'è un incendio in corso. Vedete, la colonna di fumo e fiamme è davvero altissima. Non sappiamo ancora se ci sono morti, se ci sono feriti. Dalle primissime informazioni pare che ci siano un ferito, forse due. All'inizio si parlava anche di una vittima, ma in questo momento non abbiamo conferme, le avremo poi dai nostri giornalisti sul posto. Allora, ve lo ricordiamo per quanti si fossero messi in ascolto solo ora. C'è un incendio nella zona di Porto Marghera, si è sviluppato un rogo immenso con fiamme altissime e una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, presumibilmente in un'azienda che si occupa di gas. Queste sono informazioni ancora sommarie. Quel che è certo è che l'amministrazione comunale raccomanda ai cittadini che abitano nella zona di chiudersi in casa e di chiudere le finestre. Noi riportiamo questa richiesta, questa allerta da parte del comune perché il rischio è molto molto alto. Poi sentiremo i nostri colleghi sul posto. Abbiamo visto i vigili del fuoco nelle prime operazioni di spegnimento, che si preannunciano molto lunghe, molto complicate. Abbiamo visto arrivare anche l'elicottero del SUEM. State con noi perché vi daremo altre notizie nel corso di questa diretta, e a 12:30 saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove dovrebbe esserci la conferenza stampa di Luca Zaia. Facciamo una breve pausa, torniamo subito.
Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma la notizia di giornata per il momento è un'altra. Parliamo di un vasto incendio che si è sviluppato da poco in una ditta di Porto Marghera, presumibilmente un'azienda che si occupa di gas, fiamme altissime, una nube nera visibile a chilometri di distanza. Non sappiamo ancora quale sia il risultato dal punto di vista dei feriti o delle eventuali vittime di questa situazione. Pare che ci siano uno, forse due operai in gravi condizioni. All'inizio si parlava di un morto, ma mancano ancora le conferme, quindi non possiamo permetterci di dare informazioni errate su una situazione così grave e in continua evoluzione. Quando le avremo ve le daremo. Torniamo a vedere cosa sta succedendo appunto a Marghera. Ci dicono che le operazioni di spegnimento sono in corso, vi facciamo vedere prima di andare al resto della nostra diretta in edizione straordinaria. Vi facciamo vedere un altro video che ci arriva sempre dalla zona. Vedete la colonna di fumo visibile da fuori provincia addirittura, le fiamme all'interno, una situazione davvero drammatica. Chi è sul posto parla di un odore acre, fortissimo, che fa anche bruciare gli occhi, tanto che l'amministrazione comunale, lo ripetiamo, lo ripeteremo spesso, raccomanda ai cittadini di chiudersi in casa e di chiudere porte e finestre alle persone che abitano in zona. Le prime informazioni anche da Padova ci dicono che, vi do lettura di una nota che ci è arrivata pochi istanti fa, che la Comune di Padova sta monitorando la situazione e Padova al momento non dovrebbe essere coinvolta dagli effetti degli incendi e dalla nube che si sta propagando. La direzione dei venti sarebbe verso nord-est, questo dice l'assessore padovano Andrea Michalizzi in un post pubblicato da poco sui social. Anche il Comune di Padova ha preso contatto con la sala operativa di Venezia e si aspetta un'informazione più precisa da parte di chi sta operando sul posto, quindi anche noi saremo poi più precisi su quanto sta accadendo, soprattutto sulle ricadute. Torniamo per un momento a parlare del coronavirus e siamo in attesa della conferenza stampa del presidente Luca Zaia, che dovrebbe svolgersi. Il condizionale a questo punto è d'obbligo perché la sede della Protezione Civile di Marghera è relativamente vicina alla zona dell'incendio. Non sappiamo cosa stiano decidendo, fra poco dovrebbe arrivare la conferma definitiva della conferenza stampa del Presidente della Regione, in cui si parlerà naturalmente anche dell'incendio in corso, ma si parlerà anche del coronavirus, cioè delle ricadute dell'emergenza coronavirus. Abbiamo sentito prima il Presidente che nell'ultimo punto stampa ha parlato dell'INAIL, delle regole che l'INAIL ha posto per le attività produttive, per i negozi, gli esercizi, anche la cura della persona i cui protagonisti, quindi barbieri, parrucchiere, estetisti, si troveranno a dover gestire eventi molto complicati per la sicurezza dei loro negozi, dei loro saloni. Molti hanno deciso di non riaprire, quindi la situazione è davvero complicata. Un'altra situazione molto complicata era e resta quella delle case di riposo, perché sappiamo che negli istituti per anziani dove sono esplosi i focolai di coronavirus le ricadute sono state davvero drammatiche. Sentiamo cosa dice l'assessore Manuela Lanzarin. È tra i grandi temi della vicina fase 3, la riapertura dei centri per anziani con i nuovi ingressi. Sicuramente un occhio di riguardo ce l'avranno le strutture tra virgolette pulite, quelle che non hanno grosse problematiche all'interno, e poi per quanto riguarda le visite ai familiari. Abbiamo tantissime richieste per quanto riguarda le visite dei familiari, capiamo insomma preoccupazione, angoscia e anche situazione un po' particolare. Le strutture sono molto preoccupate, quindi con loro vorremmo fare un percorso condiviso su questo. E poi c'è l'altro tema.
Quello a 2 settimane quasi dalla ripartenza delle prestazioni ordinarie della sanità veneta. L'avvio alla normalità pre-Covid ricomincia a prendere forma nelle visite ambulatoriali e gli esami da laboratorio come i prelievi, sebbene non siano mancate le criticità dei primi giorni, così dal punto dell'assessore regionale di reparto. Quindi avevamo le file al CUP piuttosto che ai centri prelievo, eccetera. Siamo anche stati, diciamo così, molto permissivi i primi giorni, cercando poi di dare le giuste informazioni. Mi dicono che insomma le situazioni sono abbastanza rientrate, quindi ci sono le prenotazioni tramite prenotazione, telefonate e quant'altro, e dovrebbero avere quasi insomma riposizionato quasi tutte le visite specialistiche, quindi che erano state di fatto sospese, quindi siamo a un buon punto anche con l'aiuto dei medici di medicina che hanno riprogrammato, come sentivate l'altro giorno anche da Crisara, che era qui per la presentazione appunto dei nuovi device legati appunto a nuove metodologie per quanto riguarda la medicina di famiglia, hanno riprogrammato molte visite, la maggior parte, insomma, quindi mi dicono insomma che la situazione stia andando insomma abbastanza bene. Riaprono anche i Covid Hospital, è il caso nel veneziano dell'ospedale di Dolo, dove più di qualcuno temeva non sarebbe tornato a presidio ospedaliero normale, diciamo. Alcuni sono già entrati con la rete del pronto soccorso emergenza-urgenza, gli ambulatori sono rientrati anche lì, quindi con le visite specialistiche che erano sospese, quelle a 30-60 giorni, e anche tutto il resto, quindi ci sono già l'attivazione di alcuni reparti in alcuni ospedali che erano chiusi, quindi anche lì stiamo ritornando, anche perché le terapie che si trovavano nei blocchi operatoi sono state tolte per permettere appunto il ritorno all'attività chirurgica. Questo era, avete sentito, la situazione sanitaria ma anche ospedaliera e anche delle case di riposo. Noi torniamo a vedere qual è invece, cosa sta succedendo in questo momento a Marghera, dove c'è un vasto incendio, lo ricordiamo ancora una volta perché si fosse messo in ascolto solo adesso. C'è un grosso incendio in un'azienda, una ditta di Marghera, di Porto Marghera. C'è una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Vi facciamo vedere un altro video che c'è arrivato, un breve video, vedete. Questo è quello che si vede ed è ancora molto molto lontana la persona che sta riprendendo dall'evento disastroso di Porto Marghera. Ve lo ricordiamo, sappiamo che ci sono diversi feriti gravi, ce lo dicono adesso i nostri colleghi sul posto. Stiamo cercando di collegarci con la nostra giornalista, con Anna Maria Parisi, che è sul posto. Fra poco dovremo riuscire ad averla in collegamento in diretta per farci spiegare cosa è successo, cosa sta succedendo. La richiesta delle autorità, in questo caso del comune di Venezia, è di chiudersi in casa per chi abita in quella zona e di chiudere le finestre perché il rischio è molto alto. Secondo le prime informazioni confermate anche dal comune di Padova, che si è attivato per capire le eventuali ricadute, sappiamo che i venti dovrebbero portare la colonna di fumo, quindi eventuali scorie, verso nord-est, quindi non verso il centro del Veneto, verso Padova, ma verso l'Adriatico, però questo non lo sappiamo ancora. Cercheremo di avere informazioni più precise. È tutto davvero in via di evoluzione perché è successo da poco, le squadre sono arrivate da pochissimo sul posto, in attesa di novità, in attesa di collegarci con Marghera per vedere cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere nelle prossime ore. Noi andiamo a sentire cosa hanno detto i sottosegretari veneti sul decreto rilancio per capire cosa succederà in questo caso all'economia del Veneto, al nostro tessuto produttivo e sociale nei prossimi giorni con queste riaperture. Un'ulteriore fase di confronto, di discussione con le regioni che è in corso in queste ore, per fare in modo che quei protocolli possano anche in chiave regionale essere elaborati e verificati, garantendo le aperture che si è detto, ma garantendo anche la sicurezza e evitando il fatto che ci possano riaccendersi
dei focolai. L'apertura del governo sulle aperture, giochi di parole a parte, sta nelle dichiarazioni di Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. I protocolli di sicurezza quindi potranno essere regionalizzati. Questa è la linea dell'esecutivo che spera in una convergenza. Quindi il confronto con le regioni è ancora aperto in queste ore. Alla fine si dovrà trovare un punto di caduta perché quei protocolli, che possono anche sembrare rigidi, siano elaborati anche in sede regionale per consentire una riapertura delle varie attività. Credo è iniziata una nuova fase di responsabilità comune da parte di tutti. E per una partita ancora aperta ce n'è un'altra chiusa dopo settimane di annunci e tensioni. È il decreto rilancio, 55 miliardi di aiuti per le famiglie e le imprese. Per queste ultime in particolare c'è il taglio dell'IRAP molto atteso a nord-est. È un intervento di forte respiro di liquidità per le imprese, peraltro chiesto esplicitamente dei rappresentanti del mondo d'impresa. Ci sono anche le risorse liberate per i comuni e il trasporto pubblico, altri due fronti che avevano visto i sindaci del Veneto mobilitati. Sono 3 miliardi e mezzo liquidi che verranno dati al più presto ai comuni e laddove dovessero servire il governo ritornerà sui propri passi. Ma oltre a questi 3 miliardi e mezzo c'è un fondo di 500 milioni intanto per il trasporto pubblico locale. Siamo in studio, torniamo a vedere qual è la situazione a Marghera. In questo momento non abbiamo ancora novità, sappiamo che le operazioni di spegnimento del vasto incendio che è divampato questa mattina in una ditta di Porto Marghera sono ancora in corso. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza, continuano ad arrivarci foto e video di quanto sta succedendo. Saremo più chiari poi nel corso della nostra diretta in edizione straordinaria. Vi ricordiamo che fra un quarto d'ora circa saremo collegati con Marghera, con la sede della Protezione Civile, dove si svolgerà la consueta conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia, che oggi siamo certi verterà almeno in parte anche su quello che sta succedendo a Porto Marghera, perché non sappiamo quali possono essere per il territorio gli sviluppi su questo incendio. Sappiamo anche che piove in zona, quindi che le eventuali polveri potrebbero essere abbattute al suolo, quindi una vicenda molto molto complessa sotto tutti i punti di vista. Ve lo ricordiamo ancora una volta, il Comune di Venezia raccomanda ai residenti di chiudersi in casa e di chiudere le finestre, perché non è possibile conoscere al momento quali possono essere le ricadute per i residenti, per i cittadini, per le persone che abitano in zona. Da Padova ci fanno sapere che la colonna di fumo potrebbe essere spinta, quindi eventuali polveri potrebbero essere spinti verso il nord-est e quindi non verso il cuore del Veneto. Saremo più chiari anche su questo tema fra poco, quando avremo le informazioni dalla sala operativa della Protezione Civile. Noi andiamo a vedere, torniamo a parlare di coronavirus, perché abbiamo i piedi in due staffe oggi. Parliamo di questo disastro che sta accadendo a Porto Marghera, ma parliamo anche dell'emergenza coronavirus e di quello che succederà nei prossimi giorni. Andiamo a sentire, visto che parlavamo di Padova, cosa ci dice l'APE, ovvero l'Associazione dei Pubblici Esercizi Padovani, sulle riaperture del 18 maggio e sulle restrizioni imposte dall'INAIL. È un decreto molto corposo che richiede tempo per un'attenta valutazione e non dà una scala di priorità per la ripartenza del Paese tra misure assistenziali e quelle di sostegno alle imprese. Così Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Veneto Centro, sul decreto rilancio presentato dal governo. Apprezziamo che si siano ascoltate le proposte per il taglio dell'IRAP del primo trimestre e i fondi per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, ma molti provvedimenti, aggiunge Piovesana, non saranno di immediata attuazione e temiamo che il fattore tempo diventi una variabile essenziale per la loro efficacia. Fattore tempo che sottolineano anche artigiani e sindacati. Il problema è il ritardo con il quale è stato emesso, e soprattutto quello che ci preoccupa è la tempistica
attraverso la quale i procedimenti vengono poi effettivamente attuati. Capiamo che si fa tutto a debito, nessuno non riconosce queste cose, ma credo che anche a elementi straordinari come è stata questa emergenza sanitaria ci dovrebbero essere anche procedure straordinarie. Queste risorse devono essere impiegate a nostro avviso subito e bene, nel senso che ci sono realtà che stanno soffrendo. Penso ai lavoratori in cassa integrazione, penso alle piccole partite IVA che attendono delle risorse per poter riprendere il lavoro, e a queste persone vanno date senz'altro delle risposte immediate. Confartigianato fa poi il punto sulla cassa integrazione di settore. Al 31 di marzo, perché i dati del mese di aprile li stiamo raccogliendo adesso, ci sono, per quanto riguarda l'artigianato, 13.000 dipendenti in FSBA, che è il nostro strumento bilaterale della cassa integrazione, in provincia di Treviso su 28.000, e ci sono 4.000 aziende su 8.000. Il pagamento a oggi è di circa il 50%, quindi un po' superiore alle altre casse integrazioni, ma non soddisfacente. Noi fortunatamente lo riusciamo a recuperare un po' attraverso gli enti bilaterali veneti. Infine la questione dell'applicazione delle misure di sicurezza previste per la ripartenza delle aziende. Fondamentale, secondo gli industriali, che venga esclusa la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19, un'altra richiesta che Confindustria aveva avanzato fin dall'inizio. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo con tutte le informazioni di questa giornata. Buongiorno, bentornati in diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma anche cosa sta succedendo a Porto Marghera, dove è in corso in questo momento un incendio. Abbiamo visto le operazioni di spegnimento dovrebbero essere andate avanti, c'è un vasto incendio in una ditta che si occupa di gas, probabilmente di materie chimiche. Abbiamo visto fiamme altissime, una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza, addirittura da fuori provincia. Non sappiamo quale sia il risultato di questo incendio. Sappiamo che ci sono delle persone in gravi condizioni, si parlava anche di un decesso, abbiamo avuto poco fa notizia di questo possibile decesso da parte dei rappresentanti sindacali che i nostri colleghi hanno raggiunto sul posto, ma non ci sono ancora informazioni precise. Le operazioni di spegnimento sono in corso, c'è ancora del fumo che si leva dall'azienda di Marghera. Le autorità comunali hanno raccomandato ai cittadini, ai residenti, alle persone che lavorano in zona di chiudersi in casa, di chiudere le finestre anche degli uffici per evitare un eventuale rischio chimico. Non sappiamo ancora molto di questo, avremo notizie più chiare nel corso della nostra diretta. Da Padova ci fanno sapere che probabilmente il fumo si sta spostando verso nord-est, quindi non verso il cuore del Veneto, ma mancano informazioni ufficiali anche su questo. Noi stiamo aspettando l'arrivo del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che fra pochi minuti dovrebbe essere in diretta qui con noi, in collegamento dalla sede della Protezione Civile, sempre di Marghera, tanto che sulle prime si temeva che potessero esserci problemi per la conferenza stampa o per la diretta della conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia. Quindi parleremo sia delle ricadute dell'emergenza coronavirus sull'operatività di negozi, esercizi, attività commerciali del Veneto che dal 18 potrebbero riaprire. Molti hanno già avvertito che con queste condizioni non riapriranno, quindi con le limitazioni imposte dall'INAIL per esempio il numero dei clienti all'interno dei ristoranti e bar. Molti hanno detto noi così non riapriremo mai, e quindi non sappiamo cosa accadrà in Veneto all'inizio della prossima settimana. Attendiamo anche informazioni da Zaia, dall'assessore Bottacin su quello che sta succedendo nella ditta di Marghera, dove c'è stato un vasto incendio, quindi giornata di notizie anche drammatiche purtroppo.
Per quanto riguarda il coronavirus abbiamo visto i dati, questa mattina scendono continuamente i ricoveri in area non critica, resta stabile al momento con comunque una flessione evidente e continua quello dei ricoveri nelle terapie intensive, ci sono sempre più negativizzati, ci sono sempre meno persone in isolamento domiciliare. Zai ha detto che gli ultimi 10 giorni, ovvero i giorni che sono seguiti alla fine del lockdown effettivo, sono stati positivi, quindi vuol dire che i veneti si sono comportati bene, che l'isolamento e il distanziamento domiciliare è servito, il distanziamento sociale è servito a ridurre il rischio di diffusione del virus e quindi che potremmo avere buone notizie anche nei prossimi giorni. Questo lo sappiamo solo controllando giorno dopo giorno, ora o dopo ora, quelli che sono i dati che ci arrivano dal versante sanitario di questa emergenza coronavirus. Diamo un'occhiata, se non c'è ancora il collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, probabilmente l'incendio, la vicenda dell'incendio di Porto Marghera ha causato qualche ritardo nell'organizzazione della conferenza stampa, ma noi siamo qui, vediamo invece che, vi facciamo vedere, è tutto pronto, quindi fra poco saremo in collegamento, devono ancora arrivare Zaia e gli assessori, ma è naturale che con quello che è accaduto a pochi chilometri di distanza a Porto Marghera la conferenza stampa possa subire qualche ritardo. Avremo anche durante la conferenza stampa di sicuro informazioni importantissime su quello che sta succedendo nella ditta di Porto Marghera con l'incendio, la colonna di fumo, i residenti e chi lavora in zona tutti chiusi in casa e negli uffici, una situazione davvero drammatica. Quando sono partite questa mattina le sirene a Marghera, chi vive e lavora lì ha capito che c'era qualcosa di molto molto grave. Infatti poco dopo è arrivata la notizia di questo drammatico incendio. Noi restiamo con l'immagine perché arriva Luca Zaia, sentiamo cosa ha da dire, state con noi. Al termine della tua domanda, l'assessore Bottaccini ha richiesto la ricostruzione dell'incidente Sì. con la protezione civile. Per eventuali interventi fuori dalla conferenza. Sì, buongiorno a tutti. Peraltro siamo anche in apprensione perché le notizie che ci arrivano sono ancora notizie certo non rassicuranti. Ho sentito già un paio di volte il dottor Dalben, al momento abbiamo 2 feriti, ma dopo l'assessore Bottaccini che sta seguendo da vicino tutta questa vicenda darà informazioni, quindi diciamolo per i cittadini che non sanno che stiamo parlando dell'esplosione, dell'incendio conseguente che c'è stato un paio d'ore fa qui appunto a Porto Marghera. Inizierei con il bollettino e poi con alcune informazioni, però mi permetto anche di dire prima del bollettino e saluto la Città della Speranza che ci hanno portato un pallone e poi anche una maglietta che facciamo vedere, una maglietta molto bella, quindi pallone e maglietta che invitiamo a comprare perché poi sono tutte donazioni che vanno ovviamente alla ricerca. La Città della Speranza sta facendo un lavoro strepitoso ormai da anni e quindi spero che tutti possano aiutare questa grande realtà di ricerca che abbiamo in Veneto. Grazie ancora, salutiamo Stefania Fochesato e i collaboratori che sono qui con lei. Grazie, lo mettiamo qua così resta anche in vista. Eccolo. A posto. Detto questo, bollettino e poi 2 informazioni. A bollettino sono 485.906 tamponi, sono 11.000 più di ieri. Il numero dei positivi è 18.889 più 44. In isolamento abbiamo 4.259 persone, quindi anche rispetto a ieri meno 177.
I ricoverati sono 644, ricordate quando avevamo il bollettino con 2000 ricoverati, e sono 41 in meno rispetto a ieri, dei quali 311 sono ancora positivi e 279 si sono negativizzati. Le terapie intensive vanno a 54 meno 8, quindi ormai possiamo anche dire solo 54 persone in terapia intensiva, meno 8 rispetto a ieri. Fra l'altro dei 54, 24 sono positivi e 30 sono negativi. Secondo i parametri nazionali noi dovremmo emettere un bollettino con scritto terapie intensive 24 persone, che sono solo i positivi. I dimessi sono 3.142, sono 40 in più rispetto a ieri. I morti 1.299 in ospedale e in totale 1.762. I nati sono 71. Allora guardate, per rubare poco tempo e andare subito al sodo, poi lascio spazio alle domande e poi agli assessori per le comunicazioni. Dico che si è appena conclusa la videoconferenza con il Premier Conte, con il Ministro Speranza, il Ministro della Salute Speranza e il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro Boccia. Il Governo ha anticipato che intende portare 2 provvedimenti, un decreto nel quale stabilisce le linee guida in maniera proprio da decreto, definiamolo così, e dall'altro poi un DPCM a seguire. C'è intendimento di dire, vi dico le parole del Presidente del Consiglio, di stabilire delle date per l'apertura delle spiagge piuttosto che le attività commerciali, piuttosto che dei bar e dei ristoranti, stabilire delle date nazionali alle quali le regioni autonomamente con proprio provvedimento possono derogare anticipando le aperture, e fin qua ci siamo. Accade che il provvedimento, come annunciato, ma non abbiamo visto il testo, dice che possiamo applicare linee guida regionali, però fatto salvo ovviamente il rispetto delle linee guida nazionali. E ovviamente qui si apre il dibattito, cosa vuol dire fatto salvo il rispetto delle linee guida nazionali? L'INAIL non ha fatto delle linee guida dicendo se vai in spiaggia deve stare distante dal tuo vicino di ombrellone, metti i metri, e così accade per i ristoranti. Perché questa è la prima questione cocente e sulla quale noi dobbiamo ovviamente trovare una soluzione, e la soluzione, come vi ho sempre detto in queste ore, è di natura legislativa. Adesso capite perché non ho mai presentato ufficialmente le linee guida, perché sapevo e so che avrei presentato delle linee guida che noi abbiamo. Se volete nominare uno di voi che viene su sopra e a testimoniare che gliele faccio vedere le linee guida, anzi Federico, falle portare qua così le vediamo, però non ve le diamo, perché è inutile fare una trattativa già tirando fuori le linee guida, almeno io la vedo così. Ce le abbiamo, peraltro ce le abbiamo da giorni le linee guida, le abbiamo assolutamente abbiamo cercato di allinearle anche con quello che ne è venuto fuori dagli accordi, ad esempio delle categorie. Insomma, la FIPE ha emanato le sue, cioè quindi la Federazione dei Pubblici Esercizi ha emanato una sua idea di linee guida, e poi altre categorie. Abbiamo cercato di avere come base la nostra, che è stata fatta in tempi non sospetti. Io penso che la dottoressa Russo abbia iniziato forse un mese fa a farle, no anche più, a fare le linee guida, perché sapevamo che per la riapertura ci volevano le linee guida. Quando dico dottoressa Russo vuol dire la capo dipartimento del servizio prevenzione della sanità regionale del Veneto, che è la dottoressa che ha fatto il piano di sanità pubblica dei tamponi e di tutto quello che conoscete, le task force per il coronavirus o quant'altro. Quindi adesso è fondamentale che l'azione di confronto, ma questo lo abbiamo detto come governatori, vada nella direzione di capire che le linee guida INAIL sono sicuramente un riferimento, ma non debbono essere un riferimento secondo il quale tu emani le linee guida regionali. Sono inutili, ce lo prendiamo le linee guida INAIL e le mettiamo lì,
cioè qui c'è un problema di responsabilità penale e giuridica. Siccome noi vogliamo aprire, lo vogliamo fare in maniera assolutamente serena per non mettere nei guai i nostri imprenditori e i nostri lavoratori. Ricordo sempre che se da un lato l'INAIL parla di metri, che sono la distanza da un ombrellone 5 metri, dall'altro ricordo che le parti sociali e semidatori di lavoro nel tavolo di Palazzo Chigi il 13 di aprile, se non ricordo male, hanno fatto delle linee guida nazionali per gli ambienti di lavoro dove si stabilisce che i lavoratori distanziati più di 1 metro, quindi 1 metro e 1 millimetro, possono non portare la mascherina. Allora 5 metri in spiaggia è la distanza minima, no? Secondo quello che dice qualcuno, e poi in fabbrica tu puoi andare a stare 1 metro senza mascherina, 1 metro, 1 millimetro per stare. Capite che non sta in piedi il ragionamento. Ma allora, senza nessuna polemica, penso che le linee guida, se sono linee guida INAIL, devono diventare linee guida, non possono stabilire i metri, i centimetri, tutte queste robe, se no non sono linee guida. Una linea guida dice in spiaggia bisogna che si stabilisca un distanziamento utile per cui non ci siano pericoli. Ma le nostre linee guida che sono qua, guardate, e Frado vi dico, sono tutte cartografate con punto per punto, vi dico, tanto per darvi un'idea. Linee guida per ristorazione, attività turistiche, balneazione, strutture ricettive, servizi alla persona, parrucchieri, estetisti, eccetera, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, avanti così. Cioè qua abbiamo tutto. Però, ripeto, è fondamentale che si faccia l'ultimo passetto in più. Io sinceramente non la vedo problematica ancora la questione. Tutto dipenderà da come poi verrà scritto il decreto che interpreta questa visione. L'intervento che ho fatto io, ma che ha fatto anche Bonaccini, che ha fatto anche Emiliano, e anche Federica e poi gli altri, va nella direzione di dire attenzione che le linee guida devono essere linee guida come riferimento, non possono essere precise al millimetro, perché se no non sono più linee guida, sono assolutamente dei dettami dai quali non si può uscire. C'è anche un'altra corrente di pensiero che dice facciamo delle nuove linee guida per le regioni uguali per tutti a livello nazionale. Io penso che si vada ancora di più a incasinare la partita, però insomma staremo a vedere. Però il vero tema è che oggi la bozza del decreto, o quantomeno quella che è stata annunciata come bozza del decreto, dice: governo fissa delle date, le spiagge si riaprono dal 1 giugno, 2-3 giugno. Questa deroga la si può fare, il governo giustamente dice, se si riaprono i trasporti tra regioni e i confini nazionali 3 giugno, noi fissiamo questa data. Poi il Veneto decide che le vuole già aprire subito, sapendo che ci sarà un'attività di preparazione, lo fa. Ovviamente non è vero che non ci sono gli avventori, ci saranno già i primi cittadini che sabato, domenica, weekend o qualcuno che vuole andare in un periodo di bassa stagione a farsi una settimana a prendere aria in montagna o al mare, ci va, ovviamente con delle regole. Questa è la visione. Penso che saranno ore cruciali. Al mezzogiorno avevano il Consiglio dei Ministri, che ovviamente sarà iniziato con un po' di ritardo, mezz'ora di ritardo per la nostra riunione, avremo già le prime decisioni e dopodiché cercheremo di capire e anche di calibrare e capire come calare per lunedì tutta questa partita. Spero non ci siano sorprese di altro genere, questo è doveroso dirlo perché quando si lavora con Roma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E domande, ragazzi? Facciamo sempre il solito giro, Albino, io ho già visto che vi prenotavi, Emiliano, Prigioni, Mattioli, sì, ok, altri con la mano alzata? No. Presidente, per riassumere, mi pare che dal 18 maggio lei confermi la volontà di riaprire tutto quello che il governo pensava di aprire dal 1 maggio, dal 1 di giugno. Sì, ho altre date perché non esco, magari faccio un esempio. Potrebbe essere che nel decreto ci sia scritto che i parrucchieri li prevedono il 25, non il 18, noi vogliamo anticipare, però il tema sono le linee guida. Appunto, proprio su questa vicenda qui, che mi pare lo snodo di tutta la trattativa tra le regioni e il governo, che tipo di garanzia legislativa pretendete voi come Presidenti di Regioni per poter poi modificare le linee guida? Allora, la mia proposta è che si dica, ma questa è la proposta che ho fatto io, quindi non è delle regioni, ma l'ho fatta io, ho detto guarda Presidente
Presidente Conte, le dico che forse la via di uscita migliore non è quella di dire le regioni potranno applicare delle linee guida regionali rispettose delle linee guida nazionali, INAIL, ma potrebbe essere che le regioni applicano le linee guida dei loro dipartimenti di prevenzione, sì, che non è la segreteria di un partito, è il dipartimento della prevenzione, e applicano quelle INAIL nazionali nel momento in cui non hanno linee guida regionali, perché c'è anche la situazione nella quale alcune regioni non hanno linee guida. E il Conte cosa aveva detto per questa proposta? Ma che è una proposta aperta, nel senso che la valuteranno anche questa opzione, che sarebbe quella che ci permette di andare molto più veloci. Per noi che le abbiamo già, direi, alcune da mesi, altre completate in questi giorni, noi le abbiamo, insomma, un maloppo di roba così non la scrivi copiando su internet le idee degli altri, come ho visto qualcuno che dice. Lo dico soprattutto perché non le ho fatte io, le ha fatte la dottoressa Russo con tutti i suoi, e almeno un po' di rispetto per chi lavora. Ecco, lei non può già ipotizzare rispetto a quelle nazionali un po' più nel dettaglio la proposta vostra? No, aspettiamo. Noi ce l'abbiamo, ma aspettiamo. Aspettiamo domenica sera purtroppo, o spero di poter anticipare. Guardate, noi non abbiamo mai portato le linee guida che io dovrei, come si dice, recepire con un'ordinanza, per un semplice motivo. Perché se oggi dico che gli ombrelloni sono a distanza di 3 metri o di 4 metri, quello che è inevitabile che siamo veneti, va tutti in spiaggia a piantare ombrelloni. Io voglio evitare che si crei questo effetto avanti tutta e poi indietro tutta. Purtroppo è così, non dipende da noi. Noi se avessimo avuto mandato di farle, guardate, al Presidente del Consiglio l'ho detto anche in una delle ultime videoconferenze, ho detto bene, la fase 2 si riapre, ok, metteteci nelle condizioni, in tempi ragionevoli, di poter parlare ai nostri cittadini, ai nostri operatori. Siamo arrivati a venerdì. Emiliano. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Nella libertà anche decisionale sulle linee guida, mi chiedo se la Regione può mettere parola sul fatto che, leggendo un pochino i vari dettagli indicativi momentanei, sembra ad esempio per il mondo dei parrucchieri ci siano un sacco di spese accessorie in più, vengono richieste tante piccole cose che prima non servivano, e l'asciugamano ogni volta al cambio, e la sterilizzazione di oggetti e portaoggetti, insomma tante cose che immagino in ogni settore commerciale poi diventeranno piccole ma importanti spese. Mi chiedevo se voi avete il potere anche un pochino di, come abbiamo sempre detto, semplificare, di alleggerire per chi non ha lavorato comunque per mesi, sì, ha soldi da spendere. Però vorrei ricordare che si semplifica in sicurezza, cioè alcune cose non sono derogabili, l'igiene e la sanificazione non sono derogabili. Quando io ero bambino andavo dal barbiere, penso che tagliasse i capelli con la lametta a tutto il paese prima di buttare via la lametta. Adesso non si fa più. Era così una volta, ve lo ricordate? Addirittura prima della mia generazione usavano il ferro da barba, per cui proprio non lo buttavano via, lo usavano e basta. Non esistevano gli ultravioletti, la sanificazione, ma non è mica una colpa. Il Veneto è diventato grande così, insomma Rambo si cuciva col filo che aveva, col chiodo, cosa faceva? Ma non si è morto. Adesso abbiamo un virus che non ci può permettere di fare queste robe, non ce lo possiamo permettere. Quindi sono delle regole sanitarie di base che vanno rispettate. E sta cambiando il mondo rispetto ad alcuni aspetti. Però insomma penso che quello dell'igiene, e io so che il mondo dei parrucchieri, dei barbieri sono assolutamente sempre stati molto performanti sul fronte dell'igiene, hanno l'igienizzazione dei loro ferri, hanno il tema del cambio degli asciugamani e quant'altro. Non mi risulta che non vengano cambiati gli asciugamani, e hanno i disinfettanti, hanno tutto, insomma direi che loro ci sono già sul pezzo. Senta, ieri ha aperto quindi la speranza dei genitori, toccando un tema caro a tutti e spinoso, quindi procederà naturalmente con questo indirizzo, la riapertura dei GRES. Sì. Quindi c'è la possibilità effettiva. Noi tenteremo di metterlo in ordinanza, questo è il punto che vogliamo portare avanti, partendo dal presupposto che si dice che ci sono le risorse per finanziarli, ma se li vuoi finanziare vuol dire che li vuoi anche aprire. Grazie Presidente. Antonella Prigioni.
Ciao. Se non sbaglio, bene, avete la disponibilità della deroga da parte del governo per aprire, però la querela si basa sui metodi poi di stanziamento. Che margine c'è dato pluralismo di energia che in qualche modo vi concedano il metro anziché i 4 metri? Ma guarda, il margine vero è che il decreto non deve richiamare il rispetto delle linee guida, cioè allora al momento il Presidente del Consiglio dice noi autorizziamo l'emanazione di linee guida regionali nel rispetto delle linee guida INAIL, cioè questa frase capisci giuridicamente, cioè, non so, penso all'intervento di Emiliano che è anche un magistrato, dice cioè, il rispetto delle linee guida INAIL. Esatto, ma penso che poi il buon senso ci farà trovare una soluzione e si deve andare in questa direzione, altrimenti vuol dire applicare le linee guida nazionali. Io cioè, a questo punto dico che diventa impossibile aprire le attività. Ma sentite, noi siamo abituati a portarle avanti fino alla fine le battaglie, insomma ci sono ancora ore e anche giorni, vediamo di venirne a capo anche di questa roba. Sì, quindi non è una questione solo che il governo ha altre cose da fare, sta decidendo, non è una manovra per poi imporre le linee guida. Ma no, guardate, io penso che loro hanno anche una buona dose di burocrati che giustamente, come accade sempre, no? Il burocrate emana e ti tutela. Però se il tema è vai avanti a te che a me viene da ridere, non ne veniamo più fuori questo sistema. Dopodiché i sindaci, anche qui è intervenuto il Presidente Del Caro per l'ANCI e il Presidente Del Caro dice no, ma noi vogliamo linee guida nazionali uguali per tutti, se le fate le regioni le facciano perché i sindaci vogliono riappropriarsi delle proprie competenze. Ma io sono assolutamente d'accordo sul fatto che i sindaci siano competenti. Il sindaco poi, che è la sentinella del territorio, conosce il suo territorio, se dice guarda, la distanza tra ombrelloni sancita dalle linee guida regionali è troppo ampia perché io sono sicuro che non funziona così, si assumerà la responsabilità di fare un'ordinanza per ridurla, ma pensare che si possa pensare da nord a sud avere le stesse metrature quando passiamo dalle spiagge di sabbia profonde a quelle meno profonde, alle callette, per passare agli scogli impervi e agli scogli dove si possono mettere anche degli sdraio, cioè voi capite, ai pontili, cioè viene fuori una roba. Bisogna che ognuno, è un abito sartoriale e i sindaci è giusto che abbiano le loro competenze poi per ricalibrare, cioè io non ci trovo nulla di scandaloso, l'ho detto anche al Presidente del Consiglio, che ci sia anche un approccio a macchia di leopardo, perché poi questo paese non siamo un paese diciamo fatto di sabbia e di dune, abbiamo di tutto, per cui è inevitabile che ogni sindaco riesca a trovare il suo abito su misura rispetto alla sua offerta turistica. Referente Antenna 3. Sì, buongiorno Presidente. Allora, posto che appunto non abbiamo ancora nulla di certo fino a che non certo. Le disposizioni del governo, però mi sembra di capire che potrebbe essere dal 3 liberi tutti, che significa che si potrà circolare da nord a sud se non ha... Sì, può andare in Puglia, non so cosa. Cioè, ogni volta te me lo dici. No, allora è un'altra. A questo punto... Adesso mi ha fatto perdere il filo. Pensaci. Scusami. No, nessun problema. Allora, qualora appunto si potesse iniziare a girare eccetera, non c'è più la questione di cui si parlava qualche giorno fa, era uscita anche in ANSA eccetera, le regioni ad alto rischio, regioni a basso rischio, cioè sì. Chi si può chiudere, perché su questo punto, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, c'è molta confusione. E le persone si pongono tantissime domande in proposito, è da capire quali governatori vogliono fare cosa, insomma, e il tempo stringe, voglio dire. Sì. Ma guarda, cioè, è corretta la questione che poni ed è una questione non irrilevante, nel senso che ci sarà una data nella quale, probabilmente è giugno, i primi di giugno, nella quale ci sarà la libera circolazione e sarà anche inevitabile che qualche quesito qualcuno venga in mente, no? Dice ma vabbè, ma libera circolazione non è che proprio l'Italia è tutta uguale dal punto di vista epidemiologico, è anche vero che manca un mese e mezzo, scusate no, è anche vero che manca, quanto manca? 15 giorni a giugno, per cui è altrettanto vero che in 15 giorni la situazione
o esplode in una direzione o esplode nell'altra direzione. Vedete i nostri indicatori. Anche qui sui nostri indicatori vorrei ricordare ai cittadini, nonostante oggi abbiamo 54 terapie intensive, stanno calando i ricoveri, tutte le storie che sappiamo, che non va abbassata la guardia. La vera preoccupazione sono gli assembramenti, sono la sottovalutazione del rischio, sono il non utilizzare le mascherine. Non vorrei mai ritrovarmi davanti a una reinfezione, a dei focolai, e che poi ci fosse la solita chiamata di popolo di chi dice ma noi sapevamo che era rischioso. Cioè, si parli ora o mai più. Voglio ricordare che questa partita passa totalmente in mano a noi cittadini, perché qui non è più un fatto di ospedale, qua è un fatto di rispetto delle regole, e se non si rispettano le regole la reinfezione ci risarà. Guardate, ci sta passando Seul per la seconda volta, c'è passata la Cina, c'è la Germania che ha avuto una coda di reinfezione, cioè non è una banalità, per cui è fondamentale che si rispettino le regole, perché è inutile invocare aperture, perché se io facessi un sondaggio in Veneto penso che il 99% di veneti vuole la riapertura, ma attenzione che non è che la responsabilità individuale diventa una responsabilità del Presidente della Regione che firma l'ordinanza, resta una responsabilità individuale, perché se tu ti comporti male vuol dire che non hai rispetto neanche per gli altri, perché rischi di andare a infettare qualcuno. Ancora Lino, poi Quindi mi faccio capire, abbiamo detto abbiamo questo margine di 15 giorni, ma se nel fine settimana arriveranno queste disposizioni che dovrebbero essere insomma più o meno definitive, però col margine di questi 15 giorni dell'andamento. Sì, poi sai, è tutto in mano al Comitato Scientifico Nazionale, all'Istituto Superiore della Sanità, perché il tema della mobilità fuori regione, come ovvio è comprensibile, non dipende dalla regione, dipende dallo Stato, quindi saranno loro poi a dire quali saranno le modalità. C'è il sistema di monitoraggio, questo è vero, però a un certo punto le frontiere dovranno essere tolte, cioè quando leggiamo che l'Austria apre con la Germania, non con l'Italia, mi pare posso dire anche offensivo, nel senso che noi non ci consideriamo degli appestati, no? Anzi sono quelli che hanno sperimentato per primi nel mondo occidentale questa infezione, e abbiamo avuto purtroppo l'onore della cronaca poi, no? Poi abbiamo tanti contagi, sì, perché facciamo tanti tamponi, anche questo è un altro tema sul quale varrebbe la pena di ragionare. Albino, e poi passo a qualche domanda che mi è giunta nel frattempo. Ma ne facciamo quelle domande? Da non dici, come ho detto io. Vabbè, però io vorrei anche ricordare che è accessibile. Lo facciamo da domani, lo facciamo per i colleghi che ci stanno. No, ma io non ho nulla da obiettare, lo dicevo in generale, prego. No, volevo tornare, Presidente, sul tema che è stato ricordato qui da un collega, l'apertura degli asili e dei centri estivi, che è una proposta estremamente interessante, che ha trovato grande interesse, ma anche a cui le famiglie, come dire, si sentono impreparate, nel senso che non sanno ancora se da lunedì questa proposta vostra potrà diventare operativa. Non te lo so dire. Ecco, allora appunto lei ha confermato la volontà di mettere assolutamente sì. Ecco, però ad esempio Assonidi ci ha contattato e ha fatto presente che ci sono ancora alcuni dettagli non indifferenti da definire. Avere un insegnante ogni 4-5 bambini e non uno ogni 20 o 30 comporta, come dire, dei cambiamenti o nelle rette o nella gestione complessiva del servizio. Allora ci sono questi 150 milioni che il governo ha stanziato. Chi può decidere come assegnare queste risorse? Avete voce in capitolo o sono i sindaci o sono le associazioni? Noi speriamo di sì, nel senso che noi ci siamo già preparati, tanto ora abbiamo un protocollo, dopo lascio la parola all'assessore e ti spiega bene. Ma Conte, lei ha avuto occasione... Sì, gli hanno parlato. La proposta del governo, perché lì sono divisi tra due linee, cioè il no dei 5 Stelle con il ministro Azzolina, mentre pare che la ministra della famiglia invece abbia valutato con maggiore interesse questa soluzione. Ma anche lì dovranno mettersi d'accordo tra di loro. Lo sapremo domenica sera. Come al solito. Qualche veloce domanda e poi lasciamo la parola agli assessori. Giorgio Prissa, la tribuna di Treviso, la Confesercenti chiede quando potranno tornare nei mercati gli ambulanti di prodotti non alimentari che sono
l'80% della RAE a casa da circa 2 mesi e chiedono appunto se come potrà riprendere gli stanziamenti eccetera e come i sindaci dovranno modificare gli spazi. Siamo sempre nella direzione di capire come si applicheranno le linee guida, nel senso che Sbrisa pone una questione che non è irrilevante anche questa, perché comunque è il tema dei mercati. Nel momento in cui si aprono attività commerciali si va nella direzione di aprire tutto, però ripeto, stiamo discutendo ancora delle linee guida. Pellerina Gazzellino dice: il Presidente se può chiarire sono 2 domande, se può chiarire la differenza tra i 2 provvedimenti che ha annunciato il governo, cioè prima un decreto e successivo di PCM. Sì. Il decreto perché comunque ha il rango di legge che verrà convertito, dall'altro il DPCM per gli aggiustamenti rispetto diciamo, all'immediato, nel senso che sono delle attività che si possono regolamentare con un DPCM e che non si possono regolamentare con un decreto, perché un decreto non può essere un regolamento, di fatto poi diventa una legge. Le agenzie attribuiscono ad Attilio Fontana la proposta di linee guida regionali uguali per tutti perché, virgolette, se non andrà bene. È d'accordo o no? In che senso? Cioè, Fontana ha detto alle agenzie linee guida regionali uguali per tutti. Ma no, ma il Presidente Fontana ha fatto una riflessione, appunto, nel senso che è una delle tante riflessioni che sono emerse. E poi abbiamo la Giacomuzzo: in questi giorni di incertezza, che messaggio lancia ai titolari di attività commerciali e di servizi della persona? Siamo sempre dell'idea che si possa aprire lunedì. Si tratterà di capire se ci fanno applicare per legge le nostre linee guida e quindi non ci sono problemi di aperture, o se applicano altre linee guida che sono quelle dell'INAIL. Marco Bonnet: oggi molti colleghi non sono venuti per l'allarme chimico, a questo punto o il governo fa tavola rasa del lavoro dell'INAIL, e ci pare improbabile, lasciando libertà di azione alla regione, oppure impone linee INAIL e stop. Mi pare che siamo ad uno stallo burocratico, mentre molte attività speravano che oggi si risolvesse plus illis. Sì, considera che c'è la terza via, che le linee guida dell'INAIL vengano imposte solo a chi non ha le linee guida regionali, quindi c'è sempre una terza via. Io avrei chiuso. Lascio l'assessore Lanzarin allora. Io aggiungerei un attimo. Vi ricordate della Città della Speranza? Date pubblicità a questa iniziativa. Grande raccolta. Sul fronte elezioni, Presidente, prima che se ne vada, non ce ne sono. Ma guarda, sul fronte elezioni vedo che c'è un grande movimento. Ne abbiamo parlato, fra l'altro il Presidente Totti ne ha parlato stamattina in videoconferenza. Sì. Il Presidente Totti è colui che diciamo, per conto nostro segue anche da vicino tutta questa partita. Alla luce dei ragionamenti che stiamo facendo in queste ore rispetto alle aperture, capite che è difficile giustificare la non convocazione di luglio. Vedo che anche i gruppi politici si stanno muovendo, anche la Lega e il mio partito ha presentato questa mattina un emendamento che ho visto, ho letto, me l'ha presentato l'onorevole Stefani, che ho sentito in questi giorni ha presentato. Onorevole Stefani, sto parlando di Alberto Stefani. Sì, Padovano, non sì. L'ex ministro. Cioè, no. Perché è in commissione, per questo, lui è l'unico veneto in commissione e che è sindaco di Borgorico, fra l'altro, Alberto Stefani, e io ho seguito il formarsi di questo emendamento, sostanzialmente dice che le regioni che scadono, che vanno a rinnovo, la cui legislatura scade entro il 2 di agosto, quindi le prende dentro tutte, sì. E possono avviare subito la convocazione delle urne, appunto, dice questo. Però senza indicazioni temporali, quindi. Esatto. E allora qual è il tema? Il tema è che è una presa assolutamente di posizione. Adesso vedremo anche le altre realtà. Mi risulta che anche da parte degli altri gruppi ci sia comunque dibattito, però è pur vero, e queste sono le parole giustamente che ha portato anche il Presidente Totti questa mattina, che il tema della convocazione delle elezioni non è che deve diventare un tema parlamentare, perché il governo ha un confronto con le regioni. Voglio ricordare che noi, per un fatto di lealtà istituzionale e di rispetto e di responsabilità, abbiamo evitato ogni forma di convocazione, non potevamo convocarle le urne, cioè nessuno ce lo vietava, solo che abbiamo atteso. Tanto vero, quando il governo ci ha detto in via informale, e voi, cioè, queste sono state le parole, voi avete la possibilità di convocare le urne, facciamo in modo di evitare tensioni o convocazioni
magari fuori luogo e troviamo una soluzione per tutti. La soluzione era un emendamento, un testo di decreto concordato con tutti, che è entrato Papa in Consiglio dei Ministri e è uscito neanche cardinale, insomma, perché è uscito un altro testo, questa è la verità. È sparita tutta la convocazione di luglio. Non far votare a luglio vorrebbe dire sospendere la democrazia, cioè non ci vedo altre soluzioni, cioè tutto il mondo vivrà a luglio tranne noi che non potremo andare a votare. Ma comunque un regime presidenziale mi pare funzioni bene anche se la democrazia è sospesa, Presidente. Quale regime presidenziale? Beh, insomma, ogni regione mi pare ne abbia uno in questo momento. È come una redazione del giornale, uno comanda e gli altri scrive. Il regime monocratico. Ecco, detto questo, l'ultima battuta, no, questa era una battuta. L'abbiamo capito, sì. Se la facevo io andavo su tutti i giornali. Perfetto. Vedi che i giornalisti sono dei privilegiati. Assolutamente no. L'ultima cosa, visto che lei è, come dire, tiene in piedi un buon regime presidenziale, qua stanno aprendo i corridoi aerei in tutti i paesi tranne con l'Italia. Ecco, questo è un grandissimo danno di immagine e soprattutto per i nostri turismo. Non ho il Ministero degli Esteri. Prego? Non c'ho il Ministero degli Esteri. Va bene. Però qualcosa non siete riusciti a fare pressione sul governo? Guardate, abbiamo un aeroporto che è in totale sofferenza, il sistema aeroportuale di Venezia, che comunque Venezia, Treviso, Verona, per quanto riguarda il Veneto, è in assoluta sofferenza. L'interconnessione del Veneto è fondamentale dal punto di vista economico sia per il turismo che per le attività produttive. Un Veneto che non riesce a interconnettersi è un Veneto che non fattura, diciamolo fino in fondo. Noi siamo una comunità che ha internazionalizzato moltissimo, per cui è fondamentale che si metta mano ai corridoi e alla possibilità di riprendere i voli. Grazie, vi lascio all'assessore. Io oggi ruberei un attimo lo spazio alla Nazzarini, do la parola dopo perché i colleghi avevano l'urgenza di essere informati dalla protezione civile sull'incendio che si è sviluppato qui a poca distanza. Beh, allora questa mattina si è sviluppato un incendio. Poi l'assessore rimane a vostra disposizione per i collegamenti successivi. Si è sviluppato un incendio questa mattina in zona Malcontenta, a Marghera, in un'azienda chimica molto complesso. Ovviamente le operazioni di intervento da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre che del comando di Venezia, anche dai comandi di Vicenza, Padova e Treviso, vista la complessità dell'incendio. In questo momento l'area è circoscritta. Vuol dire che al di fuori dell'ambito aziendale l'incendio non esce, però lì dentro è difficile pensare ad uno spegnimento rapido in tempi brevi, quindi non sono escluse altre esplosioni come quelle che sono già accadute. Registriamo purtroppo 2 feriti gravi, entrambi ustionati. Uno è stato elitrasportato all'ospedale di Verona e il secondo, che era stato trasportato via auto all'ospedale di Dolo, poi è stato ovviamente spostato in ambulanza all'ospedale di Padova al centro grandi ustionati. Ovviamente le operazioni di spegnimento continuano. Sapete che esiste una procedura per quanto riguarda il rischio industriale di Marghera, che è già stata collaudata, no? Quindi fa partire le sirene eccetera, e il messaggio che viene dato è di non aprire porte e finestre, questo in virtù del fatto che in questo momento non si ha la contezza precisa di cosa sia bruciato. Ovviamente la procedura di Marghera, che nasce alcuni anni addietro, se non lo sapete, è stata definita con una mia delibera di giunta ed estesa a tutti i casi di incendio di obiettivi sensibili, e quindi è stata trasferita a tutte le amministrazioni comunali del Veneto. Era nata per contrastare gli incendi negli impianti di rifiuti e l'abbiamo estesa appunto come linee guida da adottare, quindi tutti i sindaci avrebbero dovuto aggiornare il loro piano di protezione civile e sanno quali ordinanze devono fare. La prima ordinanza da fare è
indicare ai cittadini di non consumare prodotti dell'orto e di tenere porte e finestre chiuse. Lo dico anche ai cittadini, quei tanti cittadini che poi dopo vanno sul posto dell'incendio a farsi i selfie e magari si lamentano del fatto che l'aria è respirabile. Si sta a casa, si chiudono le porte e le finestre e così. Il primo aiuto che si dà è questo, anche perché andare sul posto vuol dire ostacolare le operazioni di soccorso. Come dicevo prima, stanno intervenendo vigili del fuoco di varie province con i rispettivi mezzi, quindi le aree di accesso devono rimanere libere. Quindi lo dico a nome dei vigili del fuoco, che mi hanno chiesto appunto di farmi portavoce anche di questo, ma lo dico non per l'incendio di oggi, ma per tutti i casi che accadono frequentemente. Dicevo, ovviamente la procedura prevede che ci sia l'attivazione immediata, oltre che dei vigili del fuoco, anche di ARPAV, che sono sul posto dal primo minuto e hanno disseminato tutta l'area di rilevatori. Ovviamente ci sono alcune sostanze che vengono rilevate in tempi più brevi, alcune sostanze che richiedono tempi di reazione, quindi di reazione chimica in laboratorio, che richiedono qualche ora in più. Ripeto, nel dubbio le ordinanze che devono emettere i sindaci sono di tenere porte e finestre chiuse, e non appena i dati di ARPAV rilevati vengono resi noti, cioè escono dal laboratorio, vengono comunicati al sindaco, in questo caso al sindaco di Venezia, in modo tale che possa fare le eventuali conseguenti ordinanze e dare indicazioni ai cittadini. Fermo restando che per ancora qualche ora l'incendio continuerà ad esserci, ovviamente ancora per qualche ora, intanto bisogna tenere porte e finestre chiuse. Se avete domande. Abbiamo domande o rimandiamo ai collegamenti? Facciamo i collegamenti dopo. Ok. Assessore Nazzarino, rimani qui assessore, che poi quando chiudiamo ci mettiamo a disposizione delle telecamere. Assessore Nazzarino, c'è una domanda sulla scuola, ti ricordi? Sì, allora, come ha detto il Presidente, noi inseriremo nell'ordinanza che stiamo costruendo, che seguirà appunto il DPCM con tutte le nostre misure eccetera, il Presidente ha già detto in maniera molto compiuta, anche il protocollo, le linee guida relative al 014, che quindi vuol dire 06, che era quello che avevamo già concordato, comunque c'era stato un confronto 2 volte con tutte le associazioni, quindi Assonidi, Pediatri di Libera Scelta, ANCI, FISM, ci avevano mandato anche delle osservazioni, quindi poi avevamo anche integrato il nostro protocollo. Abbiamo fatto un protocollo unico che è 014, quindi poi finito il 06 inizia tutta la parte dei centri estivi, ricreativi di tutti i tipi, quindi parrocchiali, comunali, associazioni sportive, fattorie didattiche, quelli che ci sono, quelli che vorranno comunque programmare e pianificare servizi di questo tipo. Per quanto riguarda il protocollo, l'avevamo già detto, è chiaro che noi dobbiamo principalmente quindi mettere in sicurezza bambini, operatori, genitori, quindi le norme sono norme molto rigide sul rispetto del rapporto numerico tra educatori, volontari o altro tipo di personale, devono essere rigido per forza. Ci rendiamo conto che questo implica degli sforzi economici non da poco rispetto a quelli che sono i parametri tradizionali. Però ci sono le 2 novità. La novità è quella appunto dei soldi che sono stati inseriti nel decreto che è stato presentato, che la bozza che circola, quella dell'altra sera, in cui si parla di questi 150 milioni per i centri estivi, quindi vuol dire per il settore 6-14. Non abbiamo ancora oggi nessuna certezza su come verranno distribuiti, se parla dei comuni eccetera, però non sappiamo, e quindi quello sicuramente sarà un aiuto per le famiglie. Per quanto riguarda invece il settore 06, nel decreto è stato recepito che il bonus babysitter, che può essere dai 600 mi sembra ai 1000 se non sbaglio, può essere anche destinato a chi invece di prendere una babysitter utilizza un servizio, che quindi potrebbe essere il servizio 03 o 06. Quindi ci dovrebbe essere all'interno del documento nazionale delle contributi, degli aiuti per andare incontro sicuramente a queste strutture che dovranno avere che avranno
viste appunto le norme più stringenti, i rapporti diversi, anche insomma dei costi superiori. Stanno anche raddoppiando da 600 a 1200. Sì, da 600 si va a 1200, a 1000 insomma mi sembra, ho letto anch'io qualcosa di questo tipo. È chiaro che se su questo poi noi avremmo competenza cercheremo di fare una gestione rispetto appunto ai numeri, quello che conosciamo. Sapete che il bonus babysitter, e quindi presumo anche la seconda parte, quella che dicevamo adesso, viene erogata tramite INPS, quindi noi oggi non entriamo in quella partita perché la domanda si fa direttamente. Per quanto riguarda invece i centri estivi c'è un riferimento ai comuni, però non sappiamo insomma. Signore, allora chiudiamo qui. No, è per capire la siccome è una cosa estremamente importante perché riguarda centinaia di migliaia di bambini, noi abbiamo calcolato almeno 400.000, cioè voi avete una funzione di coordinamento, poi mi pare che la gestione operativa dei servizi competa alle strutture private. Non c'è dubbio su questo, noi diamo delle linee di indirizzo, delle indicazioni sempre tramite la prevenzione, quindi il Dipartimento di Prevenzione regionale di tipo sanitario, di igienizzazione, di sicurezza, distanziamento, utilizzo dei DPI, misurazione della febbre, gestione eventualmente di casi sospetti, e quindi noi diamo queste indicazioni anche rispetto quindi a nuclei chiusi, lo stesso operatore con il stesso gruppetto di bambini, è meglio se i bambini, non so, ci sono 3 fratelli, fanno parte dello stesso nucleo, in modo che sono già comunità che si conoscono, insomma noi diamo indicazioni di questo tipo, che sono indicazioni che sono maturate anche dall'esperienza insomma che è stata fatta in generale rispetto agli isolamenti, rispetto a cosa abbiamo visto. Ecco, ieri noi abbiamo segnalato che il Comune di Vicenza è stato tra i primi ad aprire un bando per assumere il personale. Avete altre segnalazioni in proposito con l'ANCI regionale? Cioè i sindaci si sono mossi con un po' di anticipo? No, io ho molti sindaci che vorrebbero partire anche con sperimentazioni, anche sindaci, conferenze di sindaci con aziende sanitarie, l'USL di Treviso, l'USL 2 Trevigiana e altri. Mi è arrivato anche, mi sembra proprio stamattina, una proposta dalla parrocchia di Padova da parte del Vescovo, quindi si stanno muovendo anche loro, solo che finché non avremo... Guardate, l'ho trasmessa alla direzione perché mi è arrivata, l'ho vista proprio stamattina, quindi devo dire la verità, non l'ho neanche vista, non sono riuscita a leggerla, però per dire, arrivano a noi tutti questi spunti, diventano arricchimento per quelle che sono oggi le nostre linee guida, e quindi chiaramente cerchiamo di cogliere anche quegli aspetti che ci sono, chiaramente sempre mettendo in primo piano sicurezza sanitaria di bambini, educatori e genitori. Comprendo, e quindi è chiaro che comprendo che oggi è venerdì, lunedì è dopodomani e sicuramente c'è molta confusione, soprattutto probabilmente neanche il tempo per attrezzare, per fare, però io credo che sia importante che nel momento in cui noi emaniamo queste linee guida in maniera ufficiale, allora si organizzeranno, inizieranno a organizzarsi, insomma ad attrezzarsi per aprire poi, credo, nei giorni successivi, nelle settimane successive, insomma, ma penso che è bene ed è giusto che ci sia chiarezza, e anche noi vogliamo farla, l'abbiamo chiesto, cioè l'inserirlo nell'ordinanza del Presidente vuole proprio decretare e andare in questa direzione. Quindi aspettate il DPCM all'ordinanza nazionale, farete la vostra, dopodiché ci sarà un periodo di rodaggio entro il quale questi servizi potranno decollare sul piano operativo. Sì, poi sarà in base alle esigenze e alle capacità anche di ogni singola struttura di attrezzarsi, di modificare, di adeguarsi, quindi credo che poi questo insomma aspetta l'organizzazione di ogni singolo territorio, di ogni singola struttura. Da lei sappia, l'esperimento di Borgo Sesia in provincia di Vercelli è stato impugnato dal governo oppure... Ho letto anch'io qualcosa, mi sembrava che c'era anche qui, e quindi l'avete detto voi, un forte conflitto tra la ministra Azzolina e la ministra Bonetti. Mi sembra che la ministra Azzolina ha lanciato che lo voleva impugnare, la Bonetti invece, che è quella che sta portando avanti le linee guida rispetto appunto ai centri estivi, inserendo anche il finanziamento dentro il fondo politiche della famiglia, quindi c'è sicuramente insomma una visione. Perché lì venivano utilizzate strutture scolastiche della pubblica istruzione, credo. Ma guardate che solitamente i comuni fanno i centri estivi che ci sono a chiusura di anno scolastico, quindi dall'8 in poi, di solito venivano comunque fatti dall'8 in poi dentro le scuole. Ecco, però mi consenta, fino al 14 di giugno l'attività didattica continua, anche online.
Cioè, hai detto mi consenta? Sì. L'affermazione impegna. Berlusconiana, certo. Il mi consenta mi ha fatto perdere il filo. Il 14? No, dicevo che l'attività didattica da calendario scolastico prosegue fino al 14 di giugno, quindi voglio dire formalmente non è che si possano destinare le scuole come luogo fisico ad altre attività, formalmente, dico, poi concretamente forse... Ha perfettamente ragione, che spero che ci sia un chiarimento anche su questo, se il conflitto tra Ministro dell'Istruzione e Ministro della Famiglia è su questo. Spero che insomma si capiscano e si parlano su questo, insomma è una necessità credo delle famiglie, insomma inderogabile obiettivamente. Ecco, no, per pensare male, non è che i centri estivi quindi materialmente nei comuni possono partire solo dopo il 14 quando è finita l'attività didattica ufficiale? Non lo so, non so rispondere, nel senso che non so se qui entra appunto qualcosa con l'istruzione. A noi non è arrivata questa indicazione, cioè ufficialmente non è arrivata questa indicazione. Quindi. E anche oggi, nonostante il pericolo chimico. Il pericolo chimico sarebbe interessante sapere cosa c'è nell'aria, ma lì quando lo sapremo, assessore? Ho detto prima, mano a mano che gli esiti escono vengono comunicati a... State facendo le analisi? Lo dico, siccome eri disattento, l'ho detto prima, ARPAV è intervenuta immediatamente insieme ai Vigili del Fuoco secondo la procedura che ho adottato con delibera di giunta già da anni e ha raccolto tutti i campionamenti, li sta tuttora raccogliendo altri a seconda di come gira il vento, vengono mano a mano portati in laboratorio e mano a mano che escono gli esiti vengono comunicati al sindaco che è autorità sanitaria locale e che ha il compito di fare eventuali ordinanze e comunicazioni ai cittadini. Quindi i dati non saranno tutti insieme, perché per le diossine ci vogliono 48 ore di tempo di reazione, per altri invece inquinanti i tempi sono molto più rapidi. Quindi mano a mano che gli esiti escono vengono inviati al sindaco, quindi ci saranno, so che il comune ha già fatto diversi comunicati, almeno più di uno da quello che ho visto, e quindi verranno comunicati anche gli esiti, noi li diamo al sindaco, quindi poi è il sindaco che li comunica alla popolazione, alla stampa, tutto quanto, non c'è niente che viene tenuto nascosto, anzi, ripeto, la procedura che è stata adottata è proprio quella, e cioè che non appena accade l'incendio i vigili del fuoco avvisano immediatamente i tecnici ARPAV che con la squadra di primo intervento interviene, quindi giorno e notte, sabato e domenica, interviene sul posto con la dotazione del caso. Dopodiché, ripeto, è un po' come il tema delle ordinanze, cioè non è l'unica incongruenza quella, ma se il governo settimane fa dice che all'interno di un autobus si può stare a 1 metro di distanza senza mascherina e sotto il metro con mascherina, questo dice, se avete letto l'allegato del DPCM ultimo approvato parecchie settimane fa, non dico un mese ma diverse settimane, dice questo. Per cui voglio dire, le incongruenze sono tante, non sono solo sui centri estivi, perché poi sui centri estivi è una parte, mettono i soldi però non te li lasciano di fatto aprire. E, oltre ai centri estivi, questa mattina ho incontrato una delegazione di giostrai che mi dicono, vabbè, se aprono i centri estivi anche le giostre per i bambini potrebbero essere aperte, no? Si innesca un meccanismo dove o si definisce, questa è una mia opinione personale, lo dico da tecnico che si occupa di sicurezza, o si definisce un criterio generale, unico e semplice, o altrimenti ci sarà sempre qualcosa che va in contrasto con qualcos'altro in maniera palese, come è il caso appunto dei centri estivi e dell'istruzione, insomma. Allora mi porto lì l'assessore. Torniamo in studio con la nostra diretta in edizione straordinaria. Abbiamo sentito il Presidente Veneto Luca Zaia fare il punto anche con alcune critiche su quelle che sono le regole dettate dall'INAIL per le riaperture, quindi andremo poi ad approfondire anche queste situazioni con le nostre interviste, con i nostri giornalisti che sono andati a sentire i negozianti, gli esercenti, come si stanno preparando per la riapertura. Alcuni hanno deciso di non riaprire proprio perché le regole
dell'INAIL sono troppo stringenti per le caratteristiche di alcuni locali che magari troppo piccoli o senza plateatico non possono garantire quelle norme di sicurezza che invece sono richieste. Abbiamo sentito anche il punto sulla sanità con l'assessore Lanzarin, e l'altra notizia di giornata abbiamo sentito l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccin spiegarci cos'è successo a Marghera. Nell'azienda chimica alla Malcontenta è esploso un incendio questa mattina. Vi facciamo vedere delle immagini impressionanti che ci arrivano dai vigili del fuoco. Questo è l'elicottero dei vigili del fuoco che sorvola l'incendio. Vedete, è veramente drammatico quel che è accaduto. Vedete, fiamme ancora altissime, una nube di fumo che era visibile da chilometri di distanza, addirittura da fuori provincia. Si sta aspettando dalle autorità la notizia più importante, che è quella che riguarda la direzione del vento, per capire dove andranno a finire le polveri abbattute al suolo di questa grande nube. Dalle prime indicazioni pare che sia diretta verso nord-est, quindi non verso Padova, non verso il cuore del Veneto. Quando arriveranno le comunicazioni ufficiali da parte della Protezione Civile, della sala operativa, poi ve le daremo nel corso delle nostre dirette. Torniamo a parlare di coronavirus, perché sono arrivati i dati che ci parlano dell'emergenza. Andiamo a vederli assieme. Dall'inizio dell'epidemia sono 18.889 i casi positivi. Vi ricordate i dati? Li abbiamo visti meno di 3/4 d'ora fa, e sono 31 i casi positivi in più, una curva che si sta abbassando notevolmente. Sono 4.439 i casi attualmente positivi, sono 1.762 le persone che hanno perso la vita in ospedale e nelle strutture del Veneto non ospedaliere, come le case di riposo. I negativizzati virologici, ovvero le persone guarite e risultate poi negativi al tampone, sono 12.688. I soggetti in isolamento domiciliare sono solo 4.259, anche questo è un numero in continua discesa. Andiamo a vedere la seconda parte della tabella che ci spiega la situazione negli ospedali. Fra pochi istanti questa tabella la troverete anche sulla pagina Facebook di Rete Veneta, dove carichiamo tutti i dati che ci arrivano, le dirette streaming delle conferenze stampa e tutte le informazioni necessarie per questo periodo, e anche sul nostro canale Telegram, che è molto più agile di Facebook, possiamo dire così, per ricevere e girare poi informazioni, molto simile a WhatsApp, ma consente qualcosina in più. Vediamo il dato: sono 590 i ricoverati in questo momento, di cui 311 positivi al coronavirus e 279 invece negativizzati, ovvero persone che sono poi risultate negative ai successivi tamponi. Sono 24 le terapie intensive impegnate con pazienti positivi al coronavirus, e sono 30 invece le terapie intensive impegnate da persone che sono negativizzate, per un totale di 54. Poi 1299 il numero dei decessi dall'inizio dell'emergenza nelle strutture ospedaliere, quindi esclusivamente negli ospedali del Veneto. Andiamo a vedere le differenze rispetto a ieri. Eccole qui: 18 ricoverati in meno, e questo è un buon numero. Meno 3 terapie intensive impegnate e un decesso in più rispetto a ieri sera. Vedete, cominciano ad essere molte le caselle con 0, -1, ovvero con persone dimesse. Vediamo poi i dati di questa sera come saranno, per poter capire l'evoluzione. L'ultima parte della tabella ci spiega che negli ospedali di comunità, quindi le strutture territoriali come l'ospedale di comunità di Marostica, Montagnana, Campo San Piero, Agordo, tutte le strutture di questo genere, ci sono attualmente 118 persone, ne sono state dimesse dall'inizio dell'emergenza 224 e ci sono stati 35 decessi dall'inizio dell'emergenza. Nessun decesso nelle ultime ore negli ospedali di comunità e 2 dimissioni di pazienti guariti. Torniamo in studio, ricapitoliamo quello che è stato detto oggi. Da una parte abbiamo parlato di questo vasto incendio in un'azienda chimica di Marghera, con una colonna di fumo alta chilometri, fiamme altissime,
Pare, come ha detto l'assessore Bottacin poco fa, 2 feriti, non sappiamo la condizione dei feriti. In questo momento pare escludersi la presenza di un decesso all'interno dell'azienda, ma non è chiaro perché le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Vale sempre per chi abita nella zona la nota di chiudersi in casa, chiudere le finestre, anche per chi lavora in quell'area che insomma è tornata alla produttività, è tornata quasi alla normalità, quindi fino a nuovo ordine da parte del Comune è bene restare in casa e chiudere le finestre. Il vento dovrebbe spingere le polveri, la nube verso nord-est, ci è stato confermato poco fa anche dalle autorità padovane, e questo è quello che riguarda per ora l'incendio di Marghera. Per quanto riguarda invece il coronavirus, abbiamo sentito le critiche a quelli che sono i dettami dell'INAIL per la riapertura definitiva di negozi, esercizi, bar, ristoranti, cura della persona, tutto quello che dovrebbe riaprire dal 18, quindi fra pochissimi giorni. Si è parlato anche di elezioni, perché Zaia continua a ribadire la necessità di andare al voto a luglio. C'è un emendamento in ballo al governo da parte di un parlamentare della Lega che chiede proprio la possibilità di andare al voto a luglio. Sentiremo anche queste notizie poi nel corso della giornata. Noi continuiamo ora con la nostra informazione, rivediamo quel che ha detto Zaia, poi torniamo con i nostri appuntamenti pomeridiani, la ginnastica, il tempo libero, il rosario dal santo, la messa del santo e la nostra informazione nella fascia preserale. Poi vi accompagniamo fino al talk di questa sera col nostro direttore Luigi Baccialli. Per il momento è tutto, facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo subito.